L'estate ragazzi, che bello, finalmente iniziano le girate in camper e in bicicletta e anche qualche giratina in moto tranquilla. Che goduria di giornata, è una di quelle giornate in cui ho bisogno di prendere una pausa dai problemi che sono una parte integrante della vita, per carità, è una cosa alla quale non è che siamo tenuti a evitare, però sono i momenti in cui abbiamo bisogno di una ricarica, e la ricarica spesso è espresso in riposo, indica un caffè e qui ho questo arriva come un deficiente. Ultimamente c'avevo paura di andare in moto, pertanto mi faccio sta giratina tranquilla così, quasi a casaccio, velocità passeggiata, bellissimo, e quindi ho bisogno un po' di ricaricarmi, perché così posso affrontare meglio quei problemi. Adesso ad esempio Amy le si è gonfiata tutta la guancia e domani la porto al veterinario, però insomma sai, è molto anziana, ha il doppio degli anni che dovrebbe avere, e io sì reggo tante cose, però insomma ho bisogno anche di essere in forma per reggere, no? E la signorina qua mi sta aiutando, perché oggi veramente sarà il cambio di temperatura, di pressione, sarà che un attimo si è scollata la frizione che era un po' pizzicaticcia l'altro giorno, ma cazzo va da Dio, cioè va che tocchi un attimo l'acceleratore dove ti spinge, ma per un attimo intendo 1 millimetro, come piace a me, andare via in passeggiata, toccare 1 millimetro l'acceleratore e vedere la moto che sorpassa e sentirla che spinge. È una bella goduria, è veramente una bella goduria. Un'altra Ducati, soldi buttati. Occhio adesso di là, occhio adesso, eccolo, bravo. Che avevo segnato da far vedere a Giacomina è la casa dei libri, cioè ci sono state quelle salite veramente assurde, strettissime, cioè una suora che sfrizionava con la Panda per andare su, porco cane, prova a immaginarti col pulmino in quelle situation là, ma anche no, un po' di nero, sinceramente sai quanto me ne può fregare di andare a vedere la casa dei libri, quindi io quasi mi girerei. Sì, decisamente. Cioè, siamo quasi arrivati, però siamo proprio, ora sento già la pioggerellina, siamo proprio dove sta iniziando il di colore a venire giù. Come non detto, amo contraddirmi. Proseguiamo. Sai quando dico che mi hai sentito dire spesso che questa Ducati mi dava tanto la sensazione di velocità e quindi era la moto perfetta per me per andare piano. Sì, diciamo che con le sospensioni anteriori a zero effettivamente la strada la senti in maniera completamente diversa, porco cane, chiaro. A parte che vabbè, eccola qua, a parte che vabbè, io quando giro con il Waze, quando giro in moto, era che è simpatica. Aspetta che mi fermo un attimo. Sì, con lo steccato, è una casa normale, dai, facciamo il cammino a forma di penna stilografica, lo steccato a forma di matita e gli occhiali, buon via che piove. È stato comunque rilassante, non è che ti serve chissà cosa, a volte ti bastano quelle 2 orette con te stesso, a pensare a niente, esatto, quindi in questo caso neanche a guidare, cioè proprio fare la passeggiata in moto senza neanche proprio concentrarsi su nulla, ma su nulla.
non è che giro in tondo qua, no? Vabbè, se mi immagino io in camper con queste strade che bestemmio. No, guarda, sono strafelice di aver preso la moto anche per queste cose, ossia per fare tutti quei posti via, che sarebbero stati impegnativi qua, impegnativi come strade. E più o meno Sant'Anna, frazione di Tambre, provincia di Belluno. Sant'Anna è dove c'è questa, tra virgolette, famosa casa dei libri, cioè non è che è proprio famosa, ma se sei di passaggio è chiaro che insomma è il caso che ti fermi e fai almeno una fotina, insomma, ecco, dai, una cosa carina, simpatica da dire, ho visto. Poi concordo con te, se mi dici nulla di che, va bene, ok, saluta Caprette. Guarda il villaggio Cimbro come è già finita l'estate, cioè dopo una giornata di pioggia ci sono già i caminetti accesi, fino al giorno prima si boccheggiava, porca miseria. Parlando del Cansiglio, il Cansiglio non fa testo, cioè è il luogo che quando c'è il caldo, quello proprio affosissimo, vengo a lavorare. È uno dei miei uffici preferiti, ragazzo, scusami, Wakame al pascolo, ma Wakame inteso sempre quello con le 4 zampe. Purtroppo col media mood il cambio batteria è veramente impegnativo. Vabbè ragazzi, io ritorno alla base, non mi sono neanche preso la pioggia. Allora, guarda che bello vedere i cavalli in queste praterie qua, in questi prati, e che avevo voglia di dire praterie, ce l'avevo lì da un pezzo. Un po' la faccia di Emi che lo vedo, domani porto al veterinario appunto, ma poi cazzo, cioè, deve sempre avere ste robe quell'unica settimana che io vado in ferie, cioè l'unica settimana all'anno in cui posso, Dio buono, andare via e riposarmi. Quest'anno tra l'altro sono 6 giorni, quindi neanche una settimana, porca troia. Vorrei seguire la situazione, vedere cosa succede, se guarisce, che cacchio ne so, cioè proprio guarda, non lo so, cioè pazzesco. Comunque guarda, mi va bene adesso utilizzare il Waze per la moto, il Google Maps per il camper, e credo che alla fine probabilmente l'algoritmo si tara in base al mezzo che tu guidi, quindi non è neanche tanto corretto un giorno in camper, un giorno in moto, hai capito? Mi sembra di percepire sta roba, non ho mai indagato, non ho mai approfondito, che mi sembra di vedere che Waze adesso mi fa fare veramente le strade più assurde, quelle proprio più impraticabili per il camper. Sì, non sto parlando di questa, anche se questa ovviamente per tornare alla base di certo non è la più comoda. Questa è la strada che da il Cansiglio porta a Caneva e Sacile, vedi, è abbastanza sporca, rotta, stretta, hai capito? Il camper dice chi se ne frega, però in moto devi andare piano, insomma, ecco, guarda, tutta una buca e sassolini. Microstradine, cioè ci passa giusto un'auto qua. Con la moto è godibile il Waze, che è il navigatore, ma secondo me è proprio un navigatore perfetto per la moto, sai, perché ti dice tutti gli autovelox e i posti di blocco. Di solito chi è che ha paura di quelle robe? I motociclisti, no? Perché hanno un veicolo che effettivamente, se guarda, adesso non so neanche quanto sono, aspetta che non pincio sto qua, vediamo, 60 all'ora, metti che è un limite 50, ma mi sembra di essere fermo, veramente fermo, mi sembra di star qua parcheggiando, hai capito? E quindi loro sono costantemente in pensiero per i limiti di velocità. Successivamente poi ti fa fare veramente di quelle strade, ragazzi, assurde, che in moto possono essere piacevoli, cioè passare dentro i campi, stradine tagliate qua,
tagliadea, e quindi il discorso è che te lo sconsiglio in camper, poi dipende da zona a zona, insomma, ecco, io vedo nelle mie zone, Veneto e Friuli, usare il Waze è abbastanza pericolosetto, cioè ti porta in costi veramente assurdi e dopo dici come cavolo mi giro io qua con il camper, hai tutto. Sto CP, speriamo, io ho paura che sia quella brutta malattia che stavamo per perdere il CP quella volta, perché sì, non terrebbe un altro intervento, minchia gonfissima adesso, sì, domani, cioè si ingrossa a vista d'occhio, come quella volta lì mi pare. Sì, lo so, adesso andiamo a dare una faccia dall'altra parte. Mi! Ma che roba? Mamma mia, speriamo bene. Adesso apre alle 9 il veterinario, fra un'ora e mezza. Adesso partiamo. Anche il veterinario il suo appuntamento, che cazzo è un barbiere al tempo del Covid? Mi! Cazzo è tanto gonfio. Gioia mia, buona gioia mia. Cara, sembra solo 17 anni fa che ho detto vado a mangiare al McDonald's e sono tornato con lei sul sedile. Sì, avevo fatto un po' di confusione quel giorno. Mezze buone notizie, vabbè, intanto l'hanno svuotata, è una ghiandola salivare diciamo bloccata che poi crea lo stesso sacche di saliva e fa anche ascesso, quindi sangue e pus. E si risolve solo con l'intervento, che però l'intervento per lei sarebbe fatale, però ho detto va, proviamo con questi antibiotici qua che in alcuni casi ha sistemato, eventualmente vedremo, magari farò gli spurghi, io mi faccio. Tu che sbusate? Come i drogai? Preparativi per ferie. Guarda, premesso che ci sono delle leggi commerciali che giustificano economicamente, solo ed esclusivamente economicamente questa cosa, volevo far presente che è molto stupido che dell'acqua che arriva dalla provincia di Como sia bevuta qui in provincia di Venezia. Non ha minimamente senso quando l'abbiamo noi qua alla San Benedetto. Però la stupidità per la precisione e la superficialità dell'essere umano fa sì che queste cose accadano. Ovviamente mi ci metto anch'io, perché io l'ho comprata. Meno 2 giorni alle ferie, 47 appuntamenti di lavoro, cioè cose da fare di lavoro, porca miseria, per la prossima, per quando tornerò dalle ferie. Vabbè dai, bene così. Vabbè, non ho neanche detto, ti porto con noi. Andiamo in ferie una settimana, o meglio 6 giorni, 6 notti a Cipro, perché non c'erano altre coincidenze con gli aerei, poi iniziano le scuole, un casino. Ovviamente non è che puntinerò, io ho già visto, in teoria è un'isola dove non c'è un cazzo, quindi si starà tranquilli, albergo, piscina, al massimo 2 giri in autobus, uno a Nissi Beach e l'altro a Larnaca, proprio per dire vabbè ci siamo stati. Nulla di particolare, però qualche clip per dare un po' di ispirazione reale, al contrario degli influencer ai quali sei abituato a ricevere le informazioni, la riceverai tranquillamente, quindi nulla di sensazionalistico, inquadrature particolari, ma come al solito i video delle puntine del mondo, ossia non si cogliona niente, non si degrada niente, però insomma si mostra la realtà, insomma, ecco, perché ragazzi ormai almeno io ne ho le palle piene di tutta sta fuffa che gira su internet, fuffa, fumo. Pss, la prostituta qua sta ancora rompendo i coglioni, sì. Allora vabbè dai, no, adesso per ti scherzi, riassunto. È una moto d'epoca, è un modello del 93, questa ha comunque più di 20 anni e il precedente proprietario non gli ha fatto veramente mai nulla, quindi ovvio che abbiamo trovato bilancieri scromati piuttosto che le valvole, oltre a rettificare anche da cambiare proprio, quindi le ha avute tutte, il regolatore di carica. Adesso in teoria l'ennesimo problema, e credo anche alla fine insomma anche l'ultimo, perché dobbiamo cambiare veramente tutto, è la pompa della benzina che mancava da cambiare quella volta, però l'avevamo già presa, abbiamo detto comunque prima o dopo morirà, e quindi adesso è arrivato il momento, insomma, ecco, quindi vedremo domani, speriamo che sia quello, incrociamo le dita. Poi vabbè, già si diceva quest'inverno ci sarà la frizione da fargli la revisione, visto che
Mi sono preso con larghissimo anticipo, sto scegliendo che colore prendere il piattello e gli scodellini e le molle. Praticamente il piattello è questa parte qua sotto che tu adesso vedi color ferro vecchio, vabbè c'è anche buio, non vedi niente. Le molle qua sono color ferro vecchio e i scodellini sono questi cosi qui sopra le molle, che poi quando hai in movimento vedi un bel effetto. E poi le sospensioni da, tra virgolette, revisionare, cioè non perdono olio, però sono veramente scariche, cioè proprio come non averle. Che buoni bastoncini! Sì, e ai cagnari che mi malediranno ricordo che io tutti i miei 3 cani li ho fatto passare i 16 anni, 2 pitbull e un bull terrier, ok? Quindi basta, i fatti fioi, i fatti. Mamma mia, guarda che spettacolo di cielo, bellissimo. Cioè a me mercoledì Adams mi fa una pompa della benzina come quella che devo cambiare domani, cioè me la fa e dopo passa il mio amico e la cambiamo, così la moto torna a rifunzionare come funzionava prima. Dio caro, avevo visto più volte Verta che serata sta moto. Nei problemi di oggi della Ducati soldi buttati abbiamo in linea teorica la pompa della benzina e tanti sporchizzi dentro, non si capisce perché, però ragazzi questo può valere sia per i camper, per le macchine, per le moto. Leggendo un po' di forum in giro ho sentito varie persone, quindi insomma una consistente percentuale di personaggi che si sono trovati a fare riferimento in dei distributori che gli hanno seccato il motore perché c'era benzina sporca e gasolio sporco, come è successo a me col gas, ti ricordi l'altra volta. Quindi purtroppo vedi, bisogna stare attenti anche a questo, bisogna stare attenti a tutto il giorno d'anguo. Sono diventato strega anche con le moto. Sì, era la pompa della benzina, ci avevo indovinato. Ho rimesso le lucette originali perché purtroppo ste moto con i fari a led perdono tutto, e anche dietro, cioè il suo, non ci vanno luci a led su ste moto. Buongiorno Italia e buongiorno cane che ci stai salutando. Però Poretta, guarda, ha avuto una vita fantastica, piena, ricca di tutto, cose buone da mangiare, viaggetti, cani, gatti, tutto quanto. E adesso è qui, tranquilla, a casa sua, solo sua, tutta sua. Qua, andare avanti e indietro come un storniolo. Povero cane, magari non è neanche bello, rispettoso per chi mi guarda a far vedere queste cose, però insomma è per dire, l'ho sempre trattata bene, fatta vivere al meglio in tutto e per tutto, e adesso lei è diciamo sana, a parte vabbè quell'ascesso dovuto alla ghiandola salivare nella guancia, ma niente, sta morendo così come la Rise, il mio cane di prima, cioè mi si è spinto in braccio ma era perfettamente sana, perché purtroppo ragazzi non siamo eterni. Guarda, a diventare chef, sì, panappiadine, esatto. Questi sono i miei nuovi piatti, dove che li trovi? Su Amazon, diametro 30, qui ci sta anche la pizza, questi sono proprio grandi. Acciaio inossidabile cosa significa? Che per il camper, a parte la massima igiene, non hai le microplastiche diciamo che ti mangi quando tagli, in teoria neanche i metalli perché non dovrebbe rilasciare parti di metallo, è stato studiato apposta, e leggero, indistruttibile. La nonna che è strafelice quando le faccio da mangiare, no? Anche perché insomma faccio cose che lei non ha mai provato, insomma qua si è abbastanza tradizionalisti, hai capito? Quindi certe ricette che magari anche in giro per il mondo, tipo non so, anche a carbonara o i gnocchi, salmone e rucola, sono cose normalissime e io non le ho mai provate, quindi così mi rifaccio di tutte le bistecche e patate fritte che mi ha fatto da piccolo. He left no time to regret, kept his way with his same old safe bet. Me and my head high and my tears dry, get on without my guy. You went back to what you know, so far removed from all that we went through, and I tried